Eccoli qui al lavoro, divisi in gruppi. Sono i giovani provenienti da varie parti della Sicilia che hanno partecipato al progetto Muoviti nell'ambito del programma europeo Gioventù in Azione, promosso dal comune di Villafranca Sicula, con in testa il sindaco Mimmo Balsamo. È una grande opportunità di confronto e quindi di crescita, di sviluppo professionale, di sviluppo personale di ognuno di loro. Quello di oggi è il secondo appuntamento di una 3 giorni programmata ad Agrigento dedicata al confronto e alla elaborazione di idee e progetti per arrivare poi a redigere in chiusura di seminario una proposta di legge a iniziativa popolare su alcuni dei temi più vicini alle nuove generazioni da sottoporre all'attenzione delle istituzioni. Molto spesso determinate iniziative, determinate norme vengono scritte in favore dei giovani, però poi alla fin fine i giovani dove sono? I giovani mancano, manca l'apporto dei giovani nella costituzione di una legge di riferimento che poi possa essere in loro favore. 4 i settori di intervento previsti e riempiti di contenuti. Partiamo da quello del lavoro. Ecco le proposte individuate. Le attività su cui puntare sono appunto attività di lavoro autonomo. Si è parlato sia di neolaureati sia di non laureati che vadano a fare attività più pratiche. Sul fronte dello svago emerge la necessità di allargare gli orizzonti geografici fuori dallo stivale. Viaggiare sia lo svago migliore per unire l'utile al dilettevole in un certo senso e quindi imparare una nuova lingua, una nuova cultura che possa in un certo senso ampliare il bagaglio appunto personale dell'esperienza. E siamo allo studio, obiettivo migliorare la qualità dell'offerta e delle strutture. Noi vogliamo incrementare appunto la Sicilia favorendo l'inserimento di, come posso dire, di nuovi organi scolastici, aumentare il livello anche dei professori che purtroppo abbiamo visto che è scadente. E poi come ultima proposta che noi proponiamo è quella di aumentare gli stage lavorativi. Infine il tema della salute, al quale i giovani hanno dato peso e importanza. La promozione di orti urbani, appunto volti a favorire e anche a riprendere vecchie tradizioni ormai perse, e cercando appunto di costituire questi orti urbani che possono anche portare dei benefici non solo al cittadino ma anche costituendo nuovi posti di lavoro, e appunto sappiamo anche comunque l'origine dei prodotti, sappiamo da dove vengono, sappiamo che sono controllati, sono naturali, e quindi vediamo soltanto lati positivi.